Ora, onorevole Forcolin, siamo in un momento difficile per l'Italia e anche per il governo, che ha dovuto adottare delle misure piuttosto pesanti e probabilmente non sono ancora sufficienti. Sì, indubbio che la situazione politica ed economica sia difficile, è difficile per qualunque governo, dobbiamo dirlo, per cui c'è stata anche una sorta di collaborazione con l'opposizione, di raccogliere quello che è stato l'invito anche del Presidente della Repubblica di adottare in tempi rapidi le manovre correttive, proprio perché la situazione non è una situazione che deve essere migliorata perché uno o l'altro partito politico abbia degli effetti positivi. C'è una situazione economica europea disastrosa, ci sono le manovre forti da fare, alcune sono già poste in essere, è indubbio che qualunque forza politica oggi al governo avrebbe questa responsabilità, ecco perché è difficile prendere in mano il timone della situazione in questo momento, non per questo però non ci togliamo o predichiamo in modo diverso le soluzioni che sono state poste sul tavolo di concertazione tra i vari schieramenti. Quella importante che noi vogliamo raccogliere e vorremmo anticipare è quella del federalismo fiscale, ossia che ci sia la possibilità per l'ente locale di avere maggiore autonomia. Oggi c'è bisogno di una riforma strutturale forte dello Stato. Tra i costi da abbattere restano sempre in gioco i costi della politica, però, quindi l'abolizione delle province, l'accorpamento dei comuni più piccoli e quant'altro. Sì, mi sembra che il Ministro Calderoli su questo sia stato abbastanza abbia avuto una decisione forte nell'abbattere sicuramente quello che è il 20% dei costi della politica rispetto ai consiglieri comunali, gli assessori provinciali, comunali, quindi di fatto ci sarà un 50.000 sedie in meno occupate. Sta andando avanti a livello del Consiglio dei Ministri perché ci vuole una modifica costituzionale, l'abbattimento e quindi delle province, e quindi credo che ci siano tutti i presupposti per venire incontro a queste esigenze, che però dobbiamo ricordare rispetto al male strutturale di questo Paese è una goccia in mezzo al mare, dobbiamo sempre ricordarlo, perché di fatto parliamo sempre dei costi della politica dimenticandoci dove c'è invece il marasma, dove c'è la marea di denaro pubblico speso in modo inefficace e inutile. Ecco, lei parla di dipendenti pubblici di comuni, quindi corre l'obbligo di parlare di lei in quanto sindaco. A Musile la situazione com'è? I nostri dipendenti sono sicuramente in misura ridottissima rispetto allo standard nazionale, va fatto un elogio a loro perché si stanno dando, rispetto alle possibilità che hanno in termini numerico, stanno facendo tutto e di più di tutto per rendere un servizio adeguato, ma oggi non è possibile, ripeto, che per gli scandali del passato si debba pagare sulla memoria storica e non su dei costi standard queste inefficienze e questi sprechi. Io spero che il Ministro Tremonti con Calderoli si arrivi presto a una riforma strutturale dello Stato, perché in quel caso, solo in quel caso, avremo un effettivo risparmio fiscale. Stiamo ancora un momento però sul territorio del comune di Musile, perché mi pare sia partita una importante opera pubblica attesa da tanti anni. Lunedì finalmente è partita la pista ciclabile sulla statale triestina, statale 14, diciamo un'infrastruttura e un evento importante per Musile. Io mi ricordo, ero piccolino quando si chiedeva di mettere in sicurezza questa strada, finalmente siamo riusciti, stanno partendo, i lavori stanno eseguendo proprio in questi giorni, speriamo di vederli ultimati quanto prima per poter dare un risultato importante e una risposta importante ai nostri cittadini e all'intera comunità del Basso Piave che transita questa strada. Bene, ringraziamo l'onorevole Forcolin, nonché sindaco di Musile, che ancora una volta ci ha un po' illustrato la situazione sia a livello nazionale che a livello locale. Grazie a voi.